La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Telespettatori di TVM Palermo, ben trovati anche per questa nuova puntata di Penalty, trasmissione prenatalizia, trasmissione che racconta soprattutto la penultima giornata del campionato di promozione, ma parleremo anche un po' di prima categoria. Pertanto iniziamo la nostra trasmissione, lo facciamo subito con il campionato, come ho detto poc'anzi, di promozione e partiamo con il girone A. Subito i risultati di questa 14ª giornata. Camporeale Calcio batte Aspra 1-0, Atletico Partinico batte Margheritese 2018 1-0, Casteltermini batte Terasini Mundi 4-0, Alcom 1928 che vince il big match contro l'Aragona Calcio 2-0, Città di Marineo Calcio fuori casa vincente contro il Città di Casteldaccia 2-1 il risultato finale, vince fuori casa anche il Gemini Calcio 3-0 contro il Fulgatore, Mazzara 46 batte Salemi 2-0 ed infine Valderice Calcio batte Sport Palermo 4-0. Seppur perdendo, l'Aragona rimane in vetta in questo girone A del campionato di promozione. Eccola qua la classifica. Aragona 35 punti con 33 Alcamo 1928, 32 Gemini Calcio con 28 Città di Marineo Calcio, 25 punti Margheritese 2018 con 23 Valderice Calcio, 21 punti il Salemi con 20 Mazzara 46 ed Atletico Partinico, 18 punti il Fulgatore con 17 Sport Palermo, 13 punti Casteltermini e Città di Casteldaccia, con 10 il Camporeale Calcio, con 7 Aspra, chiude ultimo in classifica il Terasini Mundi con 5 punti. Un derby dai sapori antichi come quello tra Mazzara e Salemi, intanto partiti adesso, pallone messo in mezzo adesso con Perrone che prova ad agganciarla col petto, se la cava in qualche modo la difesa del Salemi ma si resta in zona d'attacco per il Mazzara, poi il tentativo di Perrone. Adesso Salemi che prova subito a rispondere, riconquista palla il Mazzara con Russico, Perrone la allarga per Novara che prova la conclusione con l'esterno, si distende Ilario, ancora il pallone per Accardo in area di rigore, il palo salva il Mazzara, decisiva anche la deviazione da parte di Giacomo Russico, la battuta adesso di Abate, la conclusione verso la porta, la deviazione della barriera, il pallone che si insacca, Abate sblocca la partita quando siamo al 20° minuto, un calcio di punizione deviato dalla barriera. Adesso break offensivo del Salemi, siamo nella metà campo del Mazzara con Licata che riesce a servire il numero 18 Armata, era in posizione regolare. Novara ancora per Foglia, ancora bello scambio tra i due, il pallone in mezzo per Russico che prova la grande giocata, il pallone che finisce di un soffio al lato. Ancora in avanti al suggerimento per Vincenzo Russo che entra in area di rigore, la conclusione di Russo che gonfia la rete ma c'è posizione irregolare. Marino, pallone per Gullotta che sfugge a Maniscalco, ci prova da fuori Gullotta, il pallone in mezzo, la sponda, poi la conclusione da parte del numero 18 Armata, il pallone che finisce di un soffio. Pizzolato col mancino prova ad andare dal Russo ma c'è l'intercetto da parte di Licata che adesso si invola nella metà campo del Mazzara, salta tutti Licata, prova a entrare in area di rigore, la battuta con il pallone che termina sul fondo, ancora la Minna a tenerla viva, Rallo la conclusione che si spegne di poco al lato, palla in avanti, Perrone anticipato da un avversario, la tiene viva Foglia, poi il pallone per Russico che ci prova col sinistro da fuori.
Arriva adesso il fischio dell'arbitro, parte Abate, il colpo di testa di Rustico, il pallone in rete, ha raddoppiato il Mazzara quando siamo al 19° minuto del secondo tempo. Peppe Rustico porta il risultato sul 2-0. Santis buca l'intervento, la palla arriva a Vallone che entra in area di rigore, la conclusione col sinistro e si distende Giacomo Rustico. Vedremo per quanto si andrà avanti. Intanto il pallone in area di rigore agganciato da Cammarata che poi prova la botta col mancino e il pallone che finisce di poco sul fondo. Arriva il triplice fischio del signor Bua di Palermo. Mazzara, Salemi e Storia. E passiamo adesso al girone B. Guardiamo subito i risultati di questa 14ª giornata. Città di Mistretta Pro Falcone 2-2, Città di Villafranca batte Bonforte San Giorgio 5-0, Orlandina batte Lascari Cefalù 2-0, vince anche la Sant'Angiolese 2-0 contro il Città di Galati, pareggio tra Comprensorio del Tindari e Nuova Rinascita 2-2 il risultato finale, vince fuori casa il Nicosia 3-2 contro la Promende, così come il Futura 3-2 contro la Luntina ed infine Gangi Torre Grotta 73 0-0. E ancora un testa a testa quello tra Lascari Cefalù e Città di Villafranca. Questa è la classifica che state già vedendo, con 33 Lascari Cefalù, con 32 Città di Villafranca, 28 punti Orlandina Calcio e Nicosia, 27 Futura, con 21 Aluntina, 20 punti Pro Falcone, Torre Grotta 73 e Promende, con 14 Nuova Rinascita e Città di Mistretta, 13 punti Comprensorio del Tindari insieme al Gangi, 9 punti Sant'Angiolese, 8 Monforte San Giorgio, ultima in classifica il Città di Galati con 7 punti. Quattordicesima giornata, si affrontano Promende e Polisportiva Nicosia. Promende Calcio reduce da una vittoria 1-0 a Galati, 20 punti guadagnati dalla squadra di casa, mentre la Polisportiva Nicosia è reduce da un pareggio con il Comprensorio del Tindari 2-2, entrambe alla ricerca della zona playoff. La squadra di Gabriele Patti si schiera in campo con Caruso, D'Agostino, Santoro, Marretta, Lembo, Dama, Del Bello, Currò, Pantano, Cambria, Silvestri. Rispondono gli ospiti con Arias, Dos Passos, Gazzana, Bella, Pieters, Ramos, Baldanza, Palestini, Fernandez e Spindola Oviedo. Tutto pronto con le immagini a seguire del primo tempo. Si può cominciare dunque con il big match. Prima offensiva per la Polisportiva Nicosia, il pallone gestito nell'out mancino, si accentra, c'è un tiro dalla lunga distanza, il pallone che finisce però alle spalle dell'estremo difensore avversario. Adesso Dos Passos con il pallone mette dietro, c'è un tocco, alla fine è Oviedo decisivo a portare in vantaggio la Polisportiva Nicosia 1-0, gol regolarissimo nonostante le proteste per il calciatore giallorosso che si trova a fondo campo a destra. Dunque tutto regolare, 1-0, calcio di punizione adesso per la Polisportiva, finisce sopra la traversa la conclusione del calciatore bianco-azzurro. Calcio d'angolo adesso per la Promende, il pallone messo sul secondo palo, la conclusione che finisce largamente sul fondo. Altro calcio d'angolo, alla battuta andrà il capitano Cambria, pallone messo questa volta sul primo palo, doppio stacco di testa, alla fine il pallone che finisce sul fondo. Ottima opportunità anche per i giallorossi di portarsi in vantaggio. Adesso è sempre Cambria pericoloso a destra, ce l'ha sul mancino, si accentra, mette dietro il pallone, 1-2 lo scambio, vogliono un calcio di rigore, un fallo su Cambria. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Rivediamo qui il contatto in area di rigore. Calcio di punizione adesso affidato a Oviedo, che parte dalla lunga distanza con il destro, raddoppia la Polisportiva Nicosia, gol meraviglioso quello del calciatore del numero 11 della Polisportiva Nicosia. Oviedo, doppietta personale, è 2-0. Rivediamo il calcio di punizione dalla tre quarti, il gol a battere Caruso, imprendibile questo tiro.
Calcio di punizione adesso per Cambria, per la Promende, il pallone messo sul secondo palo, esce il portiere, in qualche modo la fa sua in due tempi. Adesso rimessa laterale per la Polisportiva Nicosia, lo stacco di testa che finisce a fil di palo, era comunque sulla traiettoria il portiere Caruso. Adesso sempre Cambria a gestire il pallone da quelle parti, pericoloso, mette dentro il pallone, tenta la rovesciata, un compagno, alla fine la conclusione del numero 7 che finisce largamente sul fondo. Si può partire con le immagini a seguire del secondo tempo, punizione. Adesso sul punto di battuta si presenta Cambria che va con il mancino, pallone deviato. Calcio d'angolo adesso, batte Cambria, pallone spedito in area di rigore, c'è uno stacco di testa, in qualche modo riesce a bloccare la conclusione sul numero 6 della Promende, del portiere Arias. Adesso Cambria cerca di farsi spazio in avanti, il pallone con il destro messo dentro l'area di rigore, il colpo di testa ancora una volta da parte dei calciatori giallorossi che non riescono però a impensierire il portiere avversario. Adesso punizione con Cambria che mette dentro il pallone, la deviazione, autogol e 2-1, viene tutto annullato per un tocco di mano da parte dei giallorossi. Adesso il cross dentro l'area di rigore, la spizzata, alla fine sul pallone arriva Dama che calcia con il destro, la chiusura di un difensore sulla linea e poi il portiere a bloccare la conclusione. Adesso Cambria che si destreggia sempre nell'out destro, il pallone dentro l'area di rigore e il tocco del 2-1 da parte di Dama che riporta la Promende in corsa. Questa volta è tutto buono, rivediamo il tocco del numero 6. Adesso Cambria cross sul primo palo, vogliono un tocco con la mano e sì, è calcio di rigore per la Promende. Tocco di mano da parte del difensore del Polisportiva Nicosia. Alla battuta si presenterà Cambria, il capitano parte con il mancino, 2-2, intuisce solamente il portiere avversario, ristabilita la parità a Santa Lucia del Mela, ha segnato il capitano, il numero 10 Cambria. Gol meraviglioso, rigore perfetto. Adesso altre proteste da parte dei calciatori della Promende, viene espulso anche Currò. Rimane dunque in 9 uomini la Promende Calcio. Adesso attacca la Polisportiva, il pallone che finisce per una doccia fredda per la Promende Calcio, ha segnato Prividera, 3-2 Polisportiva Nicosia. Sulla conclusione del match arriva il gol che gela la partita. Adesso calcio di punizione battuto da Cambria, non c'è però più tempo perché è triplice fischio del direttore di gara. Finisce 3-2 Polisportiva Nicosia contro la Promende. Polisportiva Nicosia che si aggiudica dunque la zona playoff. E parliamo adesso del girone C, dove continua il percorso straordinario del Calcio Santa Venerina. Ennesima vittoria, ma guardiamo i risultati. Bronte Calcio 2024 batte Aci Bonaccorsi Calcio 4-2. Vince fuori casa ancora una volta il Calcio Santa Venerina 3-1 contro l'Atletico Messina. Sant'Alessio batte Atletico Catania 4-1. Città di Misterbianco, Città di Mascali 0-0. Riviera Nord batte Santa Domenica Vittoria 3-0. Belpasso 2014 batte Ionica FC 1-0. Ed infine pareggio tra Valdinisi Calcio e Città di Aci Sant'Antonio. Diamo uno sguardo anche a questa classifica, seppur immutata, soprattutto in vetta, dove abbiamo il Calcio Santa Venerina con 36 punti, punteggio pieno, con 25 Città di Aci Sant'Antonio, 23 Belpasso 2014, 21 Ionica FC, con 19 Bronte Calcio 2024, 17 punti per il Valdinisi, con 16 il Sant'Alessio, 15 punti Città di Mascali ed Aci Bonaccorsi Calcio, 14 punti insieme alla Città di Misterbianco troviamo la Riviera Nord con 11 Atletico Catania, 10 punti Atletico Messina, ultimo in classifica Santa Domenica Vittoria con 0 punti.
L'Aci Bonaccorsi chiude il 2025 tra le mura amiche con una sconfitta. Al Comunale, sotto di 3 reti a metà ripresa, l'11 di Peppe D'Antone, presentatosi subito con la novità Arturo Strano a centrocampo, rialza la testa nel finale sognando addirittura l'impresa. Poi un finale concitato, condito da 2 espulsioni, sancisce 3 punti per il Bronte che scala posizione di vertice in promozione Girone C. Una giornata alla fine dell'andata, l'ultima sarà ad Aci Sant'Antonio, poi l'arrivederci al 2026 per guadagnare il più possibile punti salvezza. Vedremo se la società gialloverde effettuerà altre operazioni di mercato. Detto di Strano è arrivato un altro calciatore di esperienza, Mario Pandolfo, difensore di professione ma adattabile anche in altri ruoli, oggi in panchina. Un colpo di testa di Divenuto, parafacile Citriglia, apre la cronaca di un match abbastanza bloccato nelle prime battute. Poi a scaldare la platea ci pensa, su assist di Scorciapino, Strano con una sassata dalla distanza che sfila di poco fuori. Mentre un colpo di testa non centrato pienamente da Calarco e sul quale Di Paola non arriva alla successiva correzione, il tutto su angolo di Nicosia, fa ben sperare in un esito diverso di fronte a un Bronte che esprime un gran calcio ma vede un Aci Bonaccorsi qui con Tonzuso che ferma le velleità di Saccullo, determinato a portarsi a casa l'intera posta in palio. Le avvisaglie però di un sabato funesto si accendono su questo corner, al termine del quale Ciraldo timbra la traversa. E quando Viola compie il miracolo su Ruffino, il Bronte ha alzato decisamente i ritmi, così da sbloccarla al 44esimo. Cross di Reale, Di Paola respinge corto sull'assalto di Saccullo. Spitaleri viene dimenticato al centro dell'area di rigore e ha tutto lo spazio e il tempo per cambiare il volto alla contesa. 0-1 all'intervallo. Al rientro in campo anche la fortuna non aiuta i padroni di casa che potrebbero pareggiarla con un tiro cross velenoso da notevole distanza di Fazio su sponda di Strano. Nicosia di testa nella mischia poi è impreciso, sfuma anche qui il pari. Poi lascia il campo a Cerasuolo. Il Bronte nel frattempo assesta il parziale al 27esimo. Ruffino per San Filippo che chiama alla respinta Viola. Sul pallone si avventa Spitaleri che fa la doppietta mettendo a segno lo 0-2. Entra Lombardo al posto di Raspina, l'Aci Bonaccorsi si scuote con Cerasuolo ispirato da Isaia, pallone calciato con il destro che finisce al lato. Poi Cerasuolo e Strano, il quale trascina i suoi alla possibile riscossa. Calarco in mezzo trova Isaia, imprecisa la conclusione. Doppio cambio prima del finale incandescente. Lasciano Strano e Isaia, vanno dentro Spampinato e Abbascià, che subito va all'opera per un diagonale secco di Cerasuolo. Citriglia risponde presente. A 4 dalla fine del tempo regolamentare il Bronte fa il tris, ma sotto contestazione avversaria. Per questo possibile intervento falloso di Reale su Fazio, che nel frattempo cerca soluzioni in duetto con Spampinato. Saccullo scatta e brucia Di Paola per poi andare a siglare lo 0-3 al minuto 86. L'operazione dei due dell'Aci Bonaccorsi, protagonisti dell'azione precedente, trova lieto fine 5 minuti dopo, cioè al 91esimo. Cross per Divenuto che di testa, sporcato da Caruso, accorcia le distanze. Per Divenuto è il quarto gol in stagione. I padroni di casa iniziano a credere nell'impensabile. Abbascià serve Spampinato che semina il panico a destra, tiro deviato, calcio d'angolo di Divenuto, Calarco di testa sull'interno del palo fa 2-3. Partita riaperta per l'Aci Bonaccorsi, ci sono ancora speranze. Per Calarco intanto è il secondo gol in stagione e siamo al 91esimo. Qualche istante dopo la doccia fredda, espulso con rosso diretto Abbascià che prova a colpire da dietro Spartà. Aci Bonaccorsi con l'uomo in meno. Al 97esimo altro giro, altro episodio che finisce sotto la lente di ingrandimento. Contatto Strace e Di Paola, un contatto come tanti, qui punito con la massima punizione e addirittura con un clamoroso rosso per il numero 5 dell'Aci Bonaccorsi. Saccullo dagli 11 metri la chiude sul 2-4. La capolista del girone C di promozione continua a dettare legge, allungando in classifiche e confermandosi squadra solica, cinica e imbattibile. I catanesi partono forte, già nel primo tempo indirizzano il match. Al 25esimo è Crisiglione a sbloccare il risultato sventando di testa e battendo Previti per l'1-0 che spiana la strada agli ospiti. Nella ripresa il Santa Venerina insiste, Pisasale costringe Previti alla deviazione in angolo, mentre poco dopo il portiere messinese si supera
anche sul mancino di Sinatra. Il raddoppio nell'area e arriva al 67esimo. Lopez, ben servito dalla sinistra, anticipa tutti e deposita in rete il 2-0. L'Atletico Messina prova a reagire con orgoglio, ma trova sulla sua strada un attento estremo difensore catanese, decisivo sulle conclusioni di Guglielmo e sulla punizione di Cavalieri. Al 77esimo arriva il colpo del KO. Sinatra incrocia col sinistro e firma il 3-0, chiudendo virtualmente la gara. Nel finale il Santa Venerina sfiora anche il poker con Magri, che calcia di un soffio al lato, e con Carbonaro, che di testa dagli sviluppi di angolo trova un super Previti a negargli la gioia del gol, mentre il tecnico di Casamidiri prova a mettere forze fresche in campo gettando nella mischia sia Barbosa che Capizzotto. Così al minuto 84 i biancoazzurri trovano la rete della bandiera su calcio di rigore concesso dall'arbitro per fallo su Garufi, e Lembo dal dischetto spiazza il portiere per il definitivo 1-3. Per l'Atletico Messina è l'8ª sconfitta stagionale, la seconda consecutiva che lascia i biancoazzurri al penultimo posto con 10 punti. Il Santa Venerina invece vola in testa alla classifica con 36 punti a punteggio pieno e senza conoscere battute d'arresto, una corsa che giornata dopo giornata sembra sempre più inarrestabile. Esame superato a pieni voti con lode. Al minuto 85, cross di Giuseppe Marino, testa di Inserra, 1-0 sulla Ionica, ed è questa un'istantanea da ritagliare e conservare e ancora ricordare per l'annata 25-26 all'interno di una partita capolavoro. Il Belpasso risale in classifica vincendo uno scontro diretto. Da stasera è terzo in classifica, forse secondo, attendendo decisione del giudice sportivo in merito a un rovesciamento del risultato dell'ACI Sant'Antonio, seconda della classe. E guarda così il Belpasso all'ultima d'andata e a un altro big match, sabato a Maletto in casa del Bronte. C'è subito in campo per la difesa Angelo Mascali, novità di mercato. Il Belpasso ha puntato sull'usato sicuro e 2 indimenticati ex. Oltre a Mascali infatti c'è un gradito ritorno, Diego Giuffrida in partenza dalla panchina. Di Perna fa il terzino destro, Lander Sapere è nella linea dei centrocampisti. Si parte con un tiro teso di De Cloe con l'attento La Rosa, pronto a respingere, poi è solo Belpasso in volata di Castelli a sinistra e cross per la svettata di Calì, fuori di poco. Quindi Sant'Onofito combina con Castelli, profondità a cercare in Serra che la manca di poco. Quindi Luca, pallone prezioso all'indirizzo di Calì, palla dentro dalla destra e Inserra si avventa sul pallone girando di forza ma è impreciso, mentre alla mezz'ora è Tomarchio a ispirare lo scatenato Calì, altra palla dentro, Castelli in tap-in finisce per commettere fallo su Pontet. Un fuorigioco discutibile, comunque superato da un errore fatale per mandare tutti sulle reti bianche degli spogliatoi, e nell'extra time di questa prima frazione, punizione di Di Perna, tocca uno della Ionica, Inserra alle stelle deve aspettare il finale drilling di partita per sbloccarsi e inspiegabilmente si alza una bandierina dell'assistente a fermare il gioco. 0-0, si ricomincia col primo cambio dentro Cucinotta per Sapere, si ricomincia sempre dalla porta al lato sud e della Ionica a minacciare con Pisapia, prodigiosi gli interventi di Sant'Onofito, La Rosa e soprattutto di Strano che evita il peggio. Inserra e Luca iniziano ad alzare i giri del motore, l'intesa c'è, manca l'ultimo metro per portarsi a casa i 3 punti. Poi giusta la chiamata in offside del centravanti che comunque di testa non inquadra la porta. Altrettanto per Calì che potrebbe davvero regalare una gioia anzitempo ai belpassesi tuffandosi di testa su rasoiata a mezza altezza di Sant'Onofito. Pontet abbassa la saracinesca pure qui e comunque tutto fermo per offside. Ed ecco Diego Giuffrida, 3 stagioni dopo, al quarto d'ora rileva Castelli, mette il pepe alla fase offensiva andandosi a conquistare questa punizione dal limite dopo il tentativo di Sant'Onofito. Batte Luca, Pontet la salva così nell'assalto generale delle maglie arancioni alla porta ospite. Nel valzer del fuorigioco anche Luca che finisce al di là di mezzo metro sul lancio preciso a scavalcare la difesa dal limite di Calì. Dall'altro lato chiamato La Rosa a respingere a pugni uniti un tiro di Bozzanga, parentesi Ionica che ricomincia a rimettersi sulla difensiva su questa giocata larga di Mascali per Sant'Onofito, altra straordinaria palla per Calì che si coordina a metà. La mossa di Marcello Manca a 15 dalla fine dentro Giuseppe Marino, fuori Luca. Ed ecco a 10 giri di lancette dal 90° una colossale chance per passare, rilancia dalle retrovie Strano, Inserra per Giuffrida, grandissimo assist al volo in apertura per l'ultimo entrato che si fa stregare da Pontet in vera di miracoli, ma il Belpasso ci mette del suo per non dare un taglio netto al risultato.
E passiamo all'85esimo, la rosa va direttamente verso gli attaccanti con questo rinvio profondissimo. Marino insieme a Inserra capiscono che non è più tempo di appannamenti, la giocata è pulita e lineare come da manuale del calcio, cross da fermo dell'esterno, l'Ariete si fa trovare piazzatissimo sotto porta senza trappole di fuorigioco, il suo colpo di testa vale il gol partita, l'8º gol stagionale, il 6º in campionato e i 3 punti nel mezzo di dicembre a suggellare un esame, come detto in apertura, superato a pieni voti tra l'entusiasmo generale. Stavolta niente cali di concentrazione, una lotta fino al 90esimo, memori di 2 settimane fa e di un big match gettato alle ortiche nel finale. Ed eccolo qui il match winner, lasciare il campo tra gli applausi al posto di Alberio, all'alba del recupero. Prossima tappa Bronte, poi appuntamento a gennaio con ottavi di Coppa e prima di ritorno in casa. Sarà un primo mese del 26 ricco di impegni e con le pile cariche. Il Belpasso avrà il compito di rispettare i programmi di un campionato da protagonista. Un successo che vale oro colato al Sorbello Stadium. Il Riviera Nord non sbaglia e supera con un netto 3-0 il Santa Domenica Vittoria, conquistando 3 punti fondamentali nella corsa salvezza. Una vittoria che fa morale, muove la classifica e certifica la continua risalita dei biancorossi. La squadra di casa scende in campo con il giusto atteggiamento e prende subito il controllo del match, gestendo ritmo e gioco con sicurezza. Al primo affondo, infatti, il Riviera sblocca subito la gara. Arena serve in area Buda. Il difensore ospite Gullotto sbaglia l'appoggio e l'attaccante locale ringrazia, firmando da pochi passi l'1-0 e mettendo la partita subito in discesa per i padroni di casa. La formazione dello Stretto insiste, ancora Arena prova la conclusione da posizione favorevole, ma il suo sinistro questa volta viene murato dal portiere Perez. Gli ospiti tentano una timida reazione con un Buitrago che costringe Gualberti a un intervento impegnativo. E però ancora il Riviera a fare la partita. Portovenero triangola con Arena e calcia, Perez risponde presente. Subito dopo Arena, servito in area da Buda, spreca malamente calciando addosso al portiere. Il gol è solo rimandato al terzo tentativo. Arena fa centro, Perez respinge la conclusione del solito Buda. Sulla palla vagante l'attaccante è il più lesto e da 2 passi firma il 2-0. Arena va vicino anche alla doppietta personale, ma Perez si supera ancora, attento anche su azione d'angolo, neutralizzando in 2 tempi. Il Santa Domenica prova a scuotersi e chiede un possibile calcio di rigore, ma l'arbitro lascia correre. Problemi invece per il Riviera, costretto a sostituire Doddis che si accascia al suolo. Al suo posto entra Maceli. Nella ripresa il copione non cambia, il Riviera spinge e in apertura troverebbe anche il 3-0 con Arena, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco che dalle immagini pare non esserci. Poco dopo Arena ci riprova, ma trova ancora l'opposizione di un ottimo Perez. I locali continuano a premere, Bertuccelli sfiora il palo con una conclusione da fuori, mentre Benamur non inquadra lo specchio su punizione. Il Santa Domenica Vittoria si rivede con Buitrago, ma Gualberti è bravo a respingere. Intanto il Riviera inserisce Daniele D'Amico al posto di Buda. Per lui il ritorno in maglia Riviera dopo la prima parte di stagione al Sant'Alessio. Nel finale i locali cercano il tris, il neoentrato Ruggeri calcia alto di poco, un rigore in movimento, poi Arena sfiora il gol concludendo da posizione defilata. Ancora Ruggeri va vicino alla rete da pochi passi, ma Perez si oppone in maniera decisiva. È però solo il preludio al 3-0, Visconti accelera, va via in velocità e con un destro preciso batte imparabilmente Perez, chiudendo definitivamente i conti. Da segnalare nel finale anche una strepitosa parata di Gualberti che dice di no a Ossorio. Con questo successo il Riviera Nord sale a quota 14 punti, aggancia il 10° posto in classifica e si porta a +2 sulla zona play-out, mentre il Santa Domenica Vittoria incassa la 12ª sconfitta consecutiva e rimane fanalino di coda con 0 punti. Chiudiamo adesso il tabellino del campionato di promozione presentando il girone D.
Anche qui, 12ª giornata, penultima giornata, guardiamo subito i risultati. Scicli Gimnica Scordia 0-0, Calat batte Frigentini 4-2, Priolo FC batte Gela 3-1, Notocalcio batte Città di Canicattini 3-1, vince anche facile il Santa Croce Soccer 3-0 contro l'Atletico Megara. 1-0 dell'Acragas SLP contro il Serra di Falco, vittoria fuori casa invece per il Pro Ragusa 2-1 contro la Sommatinese. Un testa a testa che non finisce mai, al primo posto continua comunque ad essere leader il Priolo FC. Con 34 punti guida questo girone D del campionato di promozione, con 32 Acragas SLP, 25 Santa Croce Soccer, 22 Gimnica Scordia con 21 Pro Ragusa, 17 punti Città di Canicattini con 16 Sommatinese ed Atletico Megara, 14 punti Notocalcio, 12 il Calat, con 10 Serra di Falco, 9 punti per lo Scicli, con 7 il Frigentini, ultimo in classifica il Gela con 2 punti. Al Comunale di Aragona l'Acragas di Mister Catania, reduce dal convincente 2-5 esterno sul campo del Calat Caltagirone, e attuale seconda forza del girone D, a -2 dalla capolista Priolo, ospita il Serra di Falco. Gli ospiti arrivano al match sospinti dall'entusiasmo dopo la clamorosa vittoria per 9-2 ottenuta contro la Vigor Gela nell'ultimo turno, una sfida che promette gol e intensità, con l'Acragas a caccia di continuità e il Serra di Falco deciso a confermare il suo momento di forma. Andiamo dunque a guardare, a dare una sbirciata all'Acragas di Mister Sebbi Catania. Cannina, Cipolla, Fragapane, Camilleri, Marchica, Gatto, King, Unniemi, Giama, Tripoli e Vitelli. E questa dunque la formazione, solidi saluti tra le due squadre. Si parte con le nostre immagini. La prima occasione è di marca locale con l'Acragas che apre a sinistra per Marchica, che sfreccia sulla fascia sinistra e riesce anche a trovare lo spazio per servire Vitelli, che appoggia così per Giama. Parata tranquilla quella di Governali, l'ex Imesi Atletico Catania. La seconda azione del Serra di Falco sulla destra, cross di Toledo per Avanzato, che in qualche modo tenta l'acrobazia, la palla però termina alta. L'Acragas vuole trovare l'azione, vuole trovare il gol, e al 18esimo arriva infatti in occasione Camilleri, crossa dentro, la palla poi viene spizzata e c'è il tiro di Gatto dalla distanza che colpisce la traversa pienamente. Occasione importante anche quella del Serra di Falco con Ortiz che va sopra la traversa di pochissimo, ma al 34esimo Gatto approfitta di questa uscita errata con una conclusione che finisce fuori. Al 36esimo è sempre l'Acragas con Vitelli sulla destra che si fa spazio, prova il diagonale, Governali respinge ed è calcio d'angolo, ma non c'è più tempo. Termina la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0 tra Acragas e Serra di Falco. Una frazione che ha regalato poche occasioni da una parte e dall'altra, ma il secondo tempo inizia alla grande per l'Acragas. Una rimessa laterale, servito Vitelli per Tripoli che riesce a controllare, calcia sulla traversa, poi Marchica col mancino, ancora Governali che riesce a parare. Questa volta arriva anche Giama che calcia, non trovando il bersaglio grosso, ma andiamo a rivedere quello che è successo. La traversa dell'Acragas con Tripoli e poi la gran parata di Governali su Marchica. Il Serra di Falco però si dovrà arrendere dopo 2 minuti con questa pennellata di Giama su calcio d'angolo. Arriva Cipolla che stacca di testa benissimo sul secondo palo, 1-0 Acragas. Rivediamo questo gran colpo di testa del capitano dell'Acragas che festeggia sotto la curva e lo fa di nuovo e lo ripete ai suoi. Ancora una volta c'è il cambio però nell'Acragas, entra Noto al posto di Tripoli. Al 76esimo l'Acragas riesce a trovare un'azione con King che apre a sinistra per Ten Lopez che riesce anche a caricare il tiro, ma il pallone termina fuori di poco sul fondo. 77esimo entra Dimore, esce Unniemi. 82esimo azione dell'Acragas con Giama che trova un assist perfetta al bacio, ma Ten Lopez sbaglia sotto porta. Ma andiamo a rivedere la Rabone, il gesto tecnico di questo calciatore che ancora una volta dimostra il suo potenziale. L'errore di Ten Lopez sacrosanto. 83esimo, ancora un'azione stavolta per gli ospiti con Avanzati e Danca che trova il tiro. Daniele Cannina regala scatti ai fotografi al Comunale di Aragona con questa gran parata su Danca e termina così anche la partita. Non c'è più tempo, l'Acragas vince 1-0 contro il Serra di Falco che continua la corsa al Priolo. Sì, diciamo che è questo lo spirito del gruppo, siamo una grande famiglia,
ovviamente siamo una squadra ben attrezzata in cui tutti possiamo fare la differenza, quindi quando il mister ci chiama è giusto che non ci facciamo trovare pronti e remiamo tutti per lo stesso obiettivo. Merry Christmas! Credo che nelle ultime due partite non abbiamo raccolto quanto meritavamo, perché insomma sia col Priolo, l'avete visto tutti, e anche sabato scorso è stata davvero una vera beffa, però i ragazzi oggi la volevano a tutti i costi questa vittoria, perché si sentivano come se gli avessero rubato qualcosa nelle ultime partite, perché ripeto, le prestazioni ci sono state. Oggi credo che abbiamo fatto anche un'ottima prestazione, credo che insomma abbiamo meritato di vincere la gara, nonostante davanti avevamo una squadra importante, ben allenata, e che tra l'altro abbiamo avuto anche una piccola sorpresa in negativo, che il nostro capitano si è svegliato con 38 di febbre, quindi abbiamo dovuto ricorrere ai ripari. Però per fortuna io lavoro tutta la settimana con tutti e 20, quindi chi è entrato ha fatto assolutamente una grande gara. Era importante vincere, ma ancora non abbiamo fatto niente, perché comunque ancora il campionato è molto lungo. Prima della sosta natalizia ancora abbiamo un altro impegno importante, che è quella col Megara, e dobbiamo andare lì assolutamente a vincere. Sono contento dei ragazzi, della prestazione, della mia. Dobbiamo imparare a gestire i momenti della partita, perché comunque ci siamo allungati anche sul 3-0 e non possiamo regalare niente agli avversari, perché poi se ci puniscono quelli a piangere siamo noi. La scelta di Noto, mi sono sentito col mister. Mi ha fatto sentire subito un elemento importante per la squadra, poi conoscevo un paio di ragazzi e niente, avevo bisogno di ripartire con un progetto importante, avevo altre offerte, ma ho preferito Noto perché il mister veramente mi ha fatto sentire un elemento molto importante. Dedico questa vittoria a lui, che oggi ha fatto il compleanno, alla mia famiglia, alla mia ragazza e al mio caro cugino che non c'è più, e gli mando tanto un grandissimo bacio lassù. Voglio ringraziare tutti i miei compagni, perché diciamo, l'impegno settimana dopo settimana non manca mai. Diciamo che venivamo da un periodo più che altro poco fortunato, perché poi le prestazioni ci sono state sempre, e ora finalmente, oltre diciamo una prestazione, è venuto anche il risultato. Come di consueto, per chiudere la puntata odierna di Penalty, quella del giovedì sul canale 19 di TVM Palermo, spazio con il rullo dei risultati e delle classifiche dei 6 gironi del campionato di prima categoria.
Christmas! Con il rullo del campionato di prima categoria è consuetudine chiudere la puntata di Penalty. Grazie per essere stati con noi, come al solito vi auguriamo buon Natale e buone feste e ci vediamo proprio il giorno di Natale, giovedì 25, perché in quel caso parleremo soprattutto delle partite che si disputano giorno 21 dicembre. Per intanto a tutti voi buon Natale! Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Si è svolta nella cornice del centro Expo di Pedara la quarta edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasi, ideato e condotto dal giornalista Ettore Tortorici. Anche quest'anno 9 province in gara suddivise in 3 sezioni, quella dei giornalisti di carta stampata, quella dei giornalisti radio TV web e infine quella dei giornalisti sportivi. Ad aggiudicarsi il premio tra i 9 in nomination per i giornalisti di carta stampata Maria Carmela Torchi della provincia di Ragusa, Domenico Vecchio per i sportivi per la provincia di Agrigento, mentre per la provincia di Catania ad aggiudicarsi la sezione giornalisti radio TV web è stato Bruno Capanna. Una serata nel ricordo dell'indimenticato Pietro Anastasi e sono stati molti tra gli invitati a ricordare le gesta e le caratteristiche prima dell'uomo e poi del calciatore. Su tutti la signora Anna, vedova di Pietro, accolta con tanto affetto che ha raccontato diversi aneddoti del passato. Tra i presenti il senatore Enzo Bianco, alcuni esponenti dell'Ussi e dell'Asso Stampa siciliana. Tra i premi speciali consegnati in questa quarta edizione il premio Siciliani nel Mondo al cantastorie Luigi Di Pino, che attraverso la sua musica e le sue storie è apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. Il premio sport è stato invece assegnato a mister Pietro Infantino e infine il premio stampa ad Antonella Gurrieri, la nota giornalista Rai. 2 eccellenze giornalistiche sul palco, ovvero Daniele Loporto e Filippo Romeo, entrambi nel direttivo dell'Asso Stampa siciliana. Ancora una volta l'evento, che sarà visibile anche su Telerent 7 Gold e TVM Palermo nella notte del 31 dicembre e nella giornata del 1 gennaio, ha evidenziato la figura di un giornalista chiaro, determinato e grintoso, così come erano le qualità del bomber Pietro Anastasi. Non si può dimenticare Catania, da quando l'ho vista nel 68, era Natale del 68. Quando vi siete conosciuti con Pietro? Beh, ci siamo conosciuti nel 67, con Pietro era ancora più giovane, però mia suocera mi aveva invitato a fare il Natale con loro e quindi sono venuta e per la prima volta ho visto la bella Sicilia. E da quel momento non hai più staccato gli occhi né su Pietro né sulla Sicilia? Mi sono innamorata di tutte e due. Un plauso anche all'organizzazione impeccabile di Play Village, guidata da Ettore Tortorici con Salvo Campo e Noemi D'Antone. Appuntamento alla prossima edizione, come sempre, a dicembre.
gli appuntamenti di penalty per tutto questo mese di dicembre. Vi aspetto ogni mercoledì alle 15:30, così come il giovedì alle 21, per parlare solo di calcio dilettantistico siciliano. Saremo in onda anche il 25 ed il 26 di dicembre. Da non perdere!